Ve lo devo dire? Non ve lo devo dire, ovviamente. Ci godiamo gli ultimi minuti di Ascoli Cagliari insieme. Meglio, insieme, voi. Ce li saremo sicuramente già goduti, tra virgolette. Cioè, a prescindere da come finirà NCS. NCS. No, ma venitemi a dire che Cragno era una pippa, eh. No, no, venitemi a dire che Cragno era una pippa. Mm. Mamma mia, Cragno era una pippa, eh. Cragno. Cragno. Cragno era una pippa. Calcio d'angolo. No, ma Cragno era una pippa, ricordiamolo. Però quando io dissi dopo la partita col Milan che Radunovic non era assolutamente niente di che, no, Miro, che dici? Radunovic è forte. Beh, mamma mia, te raccomando. Comunque pure la Padula a me mi ha rotto il cazzo, eh. Anche la Padula a me mi ha rotto il cazzo. Adesso siamo all'87esimo e 53. Io vorrei capire una cosa, perché per la maggior parte del secondo tempo, se tu hai un attacco a 4, non parti in contropiede, temporeggi. Che cazzo di ragionamento è? Io boh, non c'ho parole, non c'ho veramente parole. Cioè, è allucinante, è allucinante. È veramente allucinante. Mo' c'è quest'altro che è morto. È morto. Poi piano piano parleremo della partita, ovviamente. Cioè, ma non è possibile. Non è possibile. Mazza, solo 2 minuti e 50. Sembra che sta a durare 3 ore sta parte iniziale del video. 3 ore. Mamma mia, che supplizio. Che supplizio. Ma uno può accampare così. Uno non può accampare così. Ma io dico, ma tirare da fuori no, eh? No. Noi o i cross o dobbiamo arrivare sulla linea di porta col pallone. Perché, per carità, che ti permette di tirare da fuori? Poi devo ancora capire perché è uscito Falco, eh? Mo devono proprio spiegare, anzi, Liverani mo deve proprio spiegare. Con tutto che io so tuttora convinto che non tutte le colpe siano di Liverani, eh? Perché non è possibile che ogni anno è sempre colpa da allenatore. Vuol dire che stanno a cercare col lanternino. Eh, non può essere sempre colpa da allenatore, dai. Su. 8 anni, sempre i stessi cazzo di errori, è sempre colpa da allenatore e non può essere. E non può essere. Dai, mo vediamo sto calcio d'angolo. Che è? Che ha fischiato? Che ha fischiato? Non si capisce, non si capisce. Una mucchiata, che è? Famo così, va, tanto sono passati già 5 minuti praticamente. Stoppo un attimo il video e appena finisce la partita lo riprendo. A meno che non succede qualcos'altro. A meno che non succede qualcos'altro, ma vedendo il Cagliari la vedo difficile.
C'ho un brivido di schifo. Voi mi credete se io vi dico che mi viene da piangere? Mi viene veramente da piangere. Siamo praticamente al 95esimo. Punizione per il Cagliari dalla 3/4. Dai. Dai, su. Abbiamo perso. Abbiamo perso, dai. Ma che ultima chance? Ma che cazzo di ultima chance vuoi che c'è sta? Scusatemi, regà, però gli ultimi minuti andavano visti insieme. Finita. 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 Ha soltanto vinto una partita in casa l'Ascoli fino adesso, eh? Una. Contro chi la doveva vincere quell'altra? Ma è ovvio. È ovvio. Contro chi la doveva vincere? Tanto qualcuno è espulso dell'Ascoli, credo. Allora, io mi sono segnato un po' di cosette. Però mando a fanculo tutto. Cioè, chiudo quello che ho scritto. E io dico, regà, cioè, Radunovic mi fa rimpiangere Kader Giannakis. Radunovic mi fa rimpiangere Kader Giannakis. Cioè, ma non si può, dai, regà. Cioè, non è possibile. Ma come cazzo potremo averci un portiere così? Oh, io con lui non mi sento sicuro, non mi sono mai sentito sicuro, non è mai stato buono, mai, mai. Mai quello non è buono manco per ammazzatora. Ma che è un portiere quello? Quello è un pupazzo, non è un portiere, è un pupazzo, è un coglione. Non è capace. Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare in Serie A? Ma chi cazzo la rivede la Serie A? Ma chi cazzo la rivede? Porca troia, gli ultimi minuti te li fai col 4-2-4 e non sei buono a fare un contropiede come Cristo comanda. Ogni volta devi giocare la palla indietro. Ogni cazzo di volta, pure quando c'hai 4 attaccanti. Falco non si sa perché cazzo l'hai tolto. Cioè, l'unico che stava a giocare decentemente te lo togli. Boh, vabbè. Ripeto, io rimango convinto fino alla fine che Liverani non abbia tutta la parte di colpe, ma Cristo santo, ma che cazzo de gambi fai? Che cazzo di gambi fai? Basta, raga, basta. Non la faccio più. Non si può vivere così.